Scatman's World. Bella raga, c'è il commentone veneziano. Allora, ho deciso di fare le ultime 2 gare da solo perché tanto gli obiettivi ormai erano al quarto posto e di concentrarsi adesso sulla nuova stagione, ragazzi. Allora, siamo finiti quarti, decimi, dodicesimi con i 3 piloti che hanno preso parte a sto mondiale e nella costruttori siamo finiti quarti. Purtroppo la Kitano Sport ci ha massacrato alla fine perché senza sviluppo così. La Boa Speranza torna nella serie inferiore. Vabbè, cazzi tuoi. Ok, questa stagione, questa sarà l'ultima stagione con questo, col gioco di default. Dalla prossima, anche se portiamo a casa il mondiale, sì o no, comunque andiamo con la mod, perché io ragazzi voglio giocare con la mod, con le robe ufficiali, sinceramente. Quindi questo sarà the final season. Ok. Ok, adesso vediamo che macchine possiamo... Voglio vedere però che monoposto possiamo fare, ragazzi, perché voglio essere competitivo. Albero del Mone, Zoe Sharp, vabbè. Ciao, ciao. Salvataggio in corso, ok. Va bene, va bene. Rifiuto l'intervista. E adesso vediamo quanti soldini arrivano. Ok. E vediamo adesso. Allora. Va bene, premio della stagione. Ricevi il premio 53 milioni. Direi non male. Manager della stagione Roberto Agostini. Pilota della stagione Rick Degas. Vabbè, insomma. La Monroe si è ritirata. Il regolamento. Le gomme a basso profilo. Ok, retrocessioni. È stata promossa la Neil McLaren. Ok. Va bene. Inizia la nuova stagione, ragazzi. Prestagione. Ok. Va bene. Henry Chapman passa alla McNeil, vabbè. Progettazione auto. Arrivano altri soldoni che sbami. Ok, adesso vediamo come la possiamo fare. Ok, dopo qua vediamo, vabbè. Allora, valutiamo. Vedi qua ci dà dei miglioramenti, vabbè, dopo guardiamo. Allora, oddio, motori. Rossini, forte forte. E andiamo. Poi, qua così aumentiamo... ok, aumentiamo queste cose qua. Però aspettiamo perché sto vediamo carburante. Carburante. Forte nella media. Ok, vediamo con questa. Se andiamo con questa. Stiamo spendendo 23 milioni, ma va bene. Materiali. Ok. Mi direi di andare così. 39 milioni. Freni. Ok. 49 milioni. Ok, stiamo spendendo il male, però guarda che squadra che abbiamo. Allora, vediamo. Ok, così possiamo migliorare ancora. Migliorabilità. Facciamo così. Qua abbiamo meno come fare. Facciamo 4 stelle, 4 stelle, 4 migliorabilità. Fotte sega. Io direi di fare così, ragazzi. Abbiamo tutto 4 stelle, tranne 2 nella migliorabilità. 49 milioni e andiamo. Adesso sono cazzi vostri, ragazzi. Ho solo il meglio. Adesso sono veramente cazzi vostri, eh. Facciamo questo. E adesso se mi girano i coglioni cambio anche pilota. Allora.
Molly Fox sinceramente mi ha un po' deluso nel finale di stagione. Allora, ricerca talenti, ragazzi. Voglio il meglio. Allora, la Wexler, ma la Wexler non viene neanche se vuoi. Che sporo che pilota, figlio. Eh, sembra chiaro. Aki Lipponen. Ho bisogno di un pilota non interessato. Perché abbiamo fatto la stagione, l'abbiamo chiusa male, Dio Cristo. Nikolai Surikov, che questo è forte. Simpatico. Questo è interessato. Allora, devo fare doppio i russi. Alla pari. Abbiamo i soldi per poter... Allora. Ok. Tanto possiamo permetterci se dobbiamo fare una stagione. Ok. Eh, Surikov è forte. Beh, De Graft non viene. È la vostra volta sbocio. Zoe Sharp, veramente campione del mondo, non viene. Surico, serve anche Schmidt che ha 32 anni, però serve anche un esperto. Vediamo se Schmidt non è interessato. Allora bisogna puntare tutto sul russo, ragazzi. Ha bisogno di un pilota straforte e esperto. Vabbè. Sì, sì, poi gli altri sono tutti più scarsi. L'unico è il russo, ragazzi. Piloti. Contratto accettato, sì, sì, firmo. Eh... Contratto di rescissione, la Perne, chi mi costa? Di costo per gara 4,29, 4,31. No, costo per gara 500, vabbè la Makarova sì. Teniamo il duo russo allora a questo punto. Ciao Perne, la Fox la mettiamo seconda. Ok. Adesso abbiamo anche Surikov, promozione, ok. Perfetto. Molto molto bene, siamo due piloti russi, incredibile. Che altri film? Allora, contratto terminato, ciao, ciao, ciao. Buono ragazzi, incredibilmente con due piloti russi dobbiamo vincere questo mondiale, l'ultima stagione. È uno squadrone. La mobilità della vettura, miglioriamola. Ok. Ma siamo forti ragazzi. Guarda che... Scusa un attimo però. Comincia la gara in motoslitta. Ok, vediamo un po' però qua. Quartier generale. Cioè, scusate, no, lo staff. Io direi di migliorare sinceramente. Consuelo Vivas e scarsa, fioi. Meccanico gara va bene. Ecco, Consuelo magari. Interessato. Ok. Bonus alla firma, ok. Cerchiamo di prendere il top, fioi. Ok, ok, vabbè. Vediamo se arriva. Modifica, cos'è che è incazzato? Vaffanculo. Ok. E qua. Ok, perfetto. Svolta per il carburante.
Faremo qualsiasi cosa per essere più... Ho appena parlato con il nostro fornitore di carburante la prossima stagione che è stata una svolta riguardo il consumo di carburante. Vabbè. I soldi ne stiamo spendendo, ragazzi, eh. Vediamo la monoposto. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che macchina. Che macchina, raga. Ok, contratto accettato. Togliamo via questo. Perfetto. Ok. Benissimo. Molto, molto bene. Molto bene. Allora, ok. Ragazzi, ecco la livrea molto semplice, rossa e nera così, mi piace così e andiamo. Vai. Ormai ragazzi, manca poco. Iniziano i test pre-stagionali. Vediamo un po'. Siamo primi e secondi, ragazzi. Primi e secondi. Yes, e rimaniamo primi e secondi, ragazzi. Sono dolori per gli avversari adesso. Oh, la Steyman è considerata ancora la prima scuderia. Boh, questo sinceramente. Obiettivo stagionale. Beh, sì, sì. Assolutamente. In viaggio verso Doha, ragazzi. Come prima gara chiaramente non abbiamo sviluppato niente, dalla prossima cominciamo, voglio capire così come siamo messi. Allora. Vediamo un po'. Sì, in realtà l'affidabilità è un po' la cazzo però, eh. Sì, l'affidabilità fa un po' cagare. Ok, allora miglioriamo. Miglioriamo tutto dell'affidabilità. No, aspetta, la facciamo. Sospensioni. Gli alettoni no per il momento. Facciamo il cambio. Ma sì, però... sarà veramente, veramente dura. Ok, allora. Progettiamo componente. Direi di cominciare dal motore. Ok, va buon raga, allora andiamo con una gran ragazzi, subito pole position per pochissimo da Wexler, ma mamma mia, primi e settimi, grandissima pole position di Nikolai Surikov, grandissimo acquisto del Kuma, e godo. Buono, 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 possiamo partire bene qua, possiamo partire bene, tanto salviamo. Ok. Salvataggio kumendiano. Alla vai di slot, non so se sviluppare tanto, mi fa un po' paura l'affidabilità, però sarà un po' per tutti così purtroppo. Setup, devo migliorare, mamma mia. Allora più a sinistra, ok. Allora qua, lo portiamo qua. E qua così. Ok. Gomme, cominciamo con 12 giri, 12 laps, ok. Ok. Ecco, la strategia di partire già con la strategia mia, la strategia storica del Kuma. No, era motore così. E gomme, dopo vediamo perché in realtà abbiamo una macchina talmente forte che forse possiamo anche spingere di più. Vediamo. Intanto c'è la pole position per Surikov e Godo. Vai raga. E si parte ragazzi, vediamo Surikov come parte. Obiettivo ultima stagione con il gioco di default, mi viene un po' da piangere pensare che dopo lasceremo tutti questi per andare con la mod reale.
Dai, voglio subito la fuga di Surikov. Due russi, ragazzi. Ecco, proviamo a spingere di più con la Makarova, magari, per capire veramente il nostro consumo gomme com'è. Tanto Surikov se ne sta andando ed è questo quello che voglio. Vediamo la Makarova. Spingiamo al massimo con la Makarova. Dovevamo testare veramente i consumi della macchina. Dai, Olgona, dai. L'Olgona in questo momento non riesce proprio a fare un cazzo. Allora stiamo, dai. Così e così. No, sono un coglione, ho sbagliato. Perché adesso ce l'ho di là, ma Dio Cristo. Umer incoglionito proprio. Vabbè. Comunque dai, mi sembra che le gomme 73, 71. Secondo bloccaggio per Camille Pieghe. La Pieghe. È un puttanone la Pieghe. Dai Makarova su. La Surikov ce l'ho a destra. Ok. 24 giri alla fine. Abbiamo un vantaggio di 6 secondi. Dai, dai, Suri. Ok, andiamo di neutrale. Salviamo, perché ogni tanto se non si sa mai col discorso. Teoricamente non ho più avuto problemi. Facciamo quest'ultima gara dove saliamo, poi basta. Non è prevista pioggia, chiaramente. Buono, Surikov me lo sto godendo in maniera devastante, eh. Cioè, la Makarova ha difficoltà, la Makarova. Dai, Maca, dai. Spingiamo di più col carburante. Surikov è sempre qua. Vediamo la condizione. Insomma, non è eccezionale, però. Ci spingiamo al massimo con la Makarova. E qua spingiamo al massimo con Surikov con il carburante. Venti giri alla fine. Mandiamo ai box la Makarova e andiamo con le medie. 16 giri. E ok. Oddio. Però aspettiamo. Che palle, oh. Spingiamo al massimo. Pit stop, medie. 16 giri. Vediamo se lo riparo. Vabbè, a sto punto la rischio e vaffanculo.
Non voglio rischiare. Dai, Surikov ai box, bravi. Ok. Perfetto, siamo rimasti primi. Molto, molto bene. Abbiamo anche migliorato la lettone, perfetto. Grandissimi e bravissimo Surikov. La Makarova è settima. La Makarova deve spingere di più, però. Dai, Maka, dai, Maka. Makarova sempre settima. Qualcuno alla Sharp ha messo le hard addirittura. Oddio, i freno, qualcosa che non va. Oddio mio, prima gara è normale. Quindi l'importante è cercare di vincere con Surikov. Dai ragazzuoli, dai. Sto cercando con la Makarova di spingere di più, ma... Facciamo una strategia diversa con la Makarova. 8 secondi di vantaggio di Surikov sulla Lipponen. Stiamo perdendo, da Lipponen e di brutto anche. Stiamo perdendo di brutto. I problemi ci sono purtroppo. Mamma mia, la lettone qua è andato. Intanto ignoriamo, poi dovremo andare ai box. A sto punto spingiamo al massimo con la Makarova. Devo riguadagnare della Lipponen. Tanto la Makarova un'altra sosta me la fa. E forse anche Surikov, quindi... Dai Suri, dai Suri. Però... Ok, dai. Cioè guadagna anche perché comunque aveva le le soft. Lui dovrà tornare ai box sicuro. Guarda come tengo bene però carburante e gomme pur sono al massimo. Mamma mia che bene. Molto bene questo. La Makarova sicuro fa un'altra sosta, quindi per quello sto spingendo al massimo. Ok. Dai Makarova, spingi a fondo. Sì, sì, adesso andiamo ai box. Allora, qua abbiamo 12 giri. Ok. Vai Olgona, adesso ti sistemiamo bene la macchina. E dopo puoi spingere a cannone. Dai, Olgona ai box, perfetto. Mamma mia che lenti, va bene dai. Ok, brava Olga.
Stiamo su Surikov che ha un 7 secondi di vantaggio. E adesso possiamo spingere. Mancano 9 giri. La Makarova pronta a superare De Graaf. Dai, cazzo che alle dure. Cazzo, abbiamo due mescole più veloci, più morbide, dai. Dai, Maca, dai. Andiamo ai box. 8 giri. Però, ma... speriamo bene. Finiremo non lontani. Vediamo un attimo. 19, ora 15. Non posso rischiare. Speriamo bene, ragazzi, Speriamo bene. No, beh, con te no, amore. Ritiro per Siri Lodquist. Dai veloci, dai veloci, dai veloci. Dai veloci, dai veloci. Siamo secondi, ai ai ai. 7 secondi da Lipponen. Non ce la facciamo, no. Perdiamo la vittoria, però non volevo rischiare. Non volevo rischiare, ma forse ho sbagliato. Proviamo ad attaccare. Miglior giro di Surikov. Porca puttana. Comunque la macchina c'è, la macchina è devastante. Ho voluto risistemare tutti e tre i componenti, ho sbagliato. Vabbè, che palle però. Attenzione, qualcuno ha problemi. Mamma mia. Stiamo cercando di recuperare, ma... purtroppo siamo molto indietro. Tentiamo a fare che sorpasso e sorpasso, ma... non ce la facciamo a prendere il porco di Lipponen. Ci stiamo anche provando. In maniera stoica, ma... Makarova ottava. 4 secondi, ho recuperato 2 secondi. Attenzione a problemi anche Lipponen. Ci stiamo provando in tutti i modi, ragazzi. Ci stiamo provando in tutti i modi. Vai, a 3 giri dalla fine. Proviamoci. Vai Surikov, crediamoci. Siamo stati sempre primi, purtroppo. Abbiamo pagato alla fine. In realtà forse se no... era anche peggio se non mettevamo a posto i cosi, i pezzi. Noi comunque avevamo ancora problemi. 3 secondi e 5 purtroppo. Ritiro per Jens Bergman. Makarova settima. 2 secondi e 4. Siamo anche vicini, ragazzi. È che stiamo distruggendo anche le gomme. Ma io ci provo fino all'ultimo, non mi interessa. Vai Surikov. Surikov è vicinissimo. 1 e 6. 1 e 6. E inizia l'ultimo fottutissimo giro. Final lap. Dai Surikov. Dai Surikov. È lontano ancora. È lontano ancora, purtroppo.
Purtroppo è lontano. Peccato, perdiamo una vittoria meritatissima. Purtroppo abbiamo sistemato quel cazzo di tre robe, è andata male. Secondi, va bene dai. Olga Makarova è settima. Dai, teniamo il settimo posto almeno. Ok, secondi e settimi come prima gara, non male. Però abbiamo un po' buttato via la prima posizione, secondo me. Vince Lipponen, il porco. La Makarova mi ha un po' deluso, dobbiamo sistemare, una volta che sistemiamo l'affidabilità, secondo me non ce n'è più per nessuno. Questo è il mio pensiero. Ok. Ok. Surikov secondo. La Costruttori secondi. Ok. Buono raga, l'inizio di stagione è cominciato bene, ricordo che questa è l'ultima stagione con il gioco di default, poi dalla prossima in ogni caso, sia vinciamo il campionato o no, andiamo con la mod nuova. Con la mod, quella ufficiale. Bene, arrivano anche tanti bei soldini. Perfetto, raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!